oggi un corso di formazione per coloro che frequentano i centri SAI, ETS, Cometa, Agrigento, Santa Elisabetta, Comitini, Racalmuto. Ecco, quali sono gli obiettivi di questo corso che fate? Allora, questo incontro di oggi pomeriggio sarà dedicato alla formazione degli operatori, in particolare alle loro competenze legate all'esplorazione dei conflitti e alla gestione della relazione d'aiuto con le persone che hanno esperienza di migrazione. Il lavoro sarà svolto con una metodologia partecipativa e collaborativa, quindi lavoreremo in sottogruppi e questo ci permetterà di esplorare le nostre conoscenze, esplicitarle, concettualizzarle e poterle anche condividere. Infatti alla base di questo incontro, di questi due incontri, ci sarà la possibilità di condividere le pratiche sociali di questi operatori che hanno tanta esperienza sul campo e che insieme nel lavoro comune riusciremo ad esplicitare, no? A portare fuori e a condividere, a mettere in comune con tutti quanti gli altri operatori. Considerando anche il lavoro particolare che svolgono nell'accoglienza. Sì, assolutamente sì, anche perché la dimensione del conflitto, la dimensione delle contraddizioni è fondamentale nella relazione d'aiuto. Chiaramente, diciamo, non è facile riconoscere l'altro, decostruire gli stereotipi, ma questi operatori sanno che è importante farlo. Quindi lavoriamo su questo, lavoriamo a partire da quello che non ha funzionato, ecco, nelle loro esperienze e proviamo insieme a ragionare e capire quali strategie, quali scelte loro hanno condotto, hanno portato avanti e capiamo insieme quali alternative possibili. Anche perché ci sono anche delle difficoltà in questo tipo di accoglienza che si fa, considerando che sono persone che vengono da un altro continente. Sì, assolutamente sì, appunto si è, diciamo, il presupposto è che si è molto diversi l'uno dall'altro, quindi bisogna in qualche modo esercitarsi ad accogliere qualcuno che ci sembra molto lontano da noi. Ecco, e quindi anche questi due incontri ci aiuteranno in questa direzione. Anche perché bisogna anche aiutarli per l'integrazione nel territorio con le abitudini nostre. Sì, assolutamente sì, e gli operatori in questo hanno un ruolo fondamentale, perché fungono un po' da mediatori, no? Conoscono la realtà locale e poi hanno un rapporto con queste persone e quindi in qualche modo possono aiutarli a comprendere anche i contesti, no? Che sono diversi e non sono, diciamo, facilmente conoscibili. Magda Lattuca, avvocato, oggi presenta questa iniziativa, un corso di aggiornamento professionale sicuramente necessario affinché si possano affrontare con determinazione i rapporti anche tra chi viene da un altro continente. È giusto che anche noi che ci occupiamo del sistema dell'immigrazione abbiamo spesso bisogno dei seminari per formazione, la formazione dei formatori direi io, perché è giusto che anche noi siamo sempre aggiornati su la gestione dei conflitti, su come in qualche modo bisogna operare quando si presentano delle particolari situazioni. Ci sono anche delle pratiche da sbrigare anche da un punto di vista legale. Ecco, lei come avvocato sicuramente è abbastanza addentrata nelle dinamiche Ci sono necessarie. tante problematiche, soprattutto successivamente al decreto Cutro, che ha molto ristretto, diciamo, il sistema d'accoglienza in Italia, ha aumentato i paesi sicuri, la lista dei paesi sicuri, per cui per molti dei nostri utenti ci sono adesso delle procedure accelerate che non consentono, diciamo, in breve tempo di risolvere la loro situazione dal punto di vista, diciamo, legale. Per prima che i ragazzi abbiano dei documenti occorre, diciamo, agire con una procedura accelerata, quindi molto spesso avranno il diniego della commissione, bisogna ricorrere in tribunale per chiedere la sospensiva, diciamo, del rigetto e poi vedere come si evolve la situazione.